Bentrovati amici sportivi rossoblu dallo stadio Vanni Sanna di Sassari, dove tra pochissimo inizierà la sfida Torres-Muravera, gara valida per la 21esima giornata del campionato di eccellenza. Una sfida importante, ne parliamo in avvio con il nostro Giampiero Marras, Lione Sarda. Giampiero, una sfida importante perché sono due squadre che giocano per lo stesso obiettivo. Sì, uno spareggio playoff, possiamo dirlo tranquillamente, tra due squadre in salute, sicuramente una gara in cui davvero i punti in palio pesano molto di più, perché chi vince stacca la concorrente e poi soprattutto guadagna fiducia per un finale di campionato che sembra molto, molto intenso, perché in questo girone di ritorno ad esempio sono proprio la Torres e il Samassi le uniche che stanno reggendo il passo con la capolista Castiadas. Gli altri, ad esempio quelle che avevano dominato un po' il girone d'andata come Sorso e Stintina, invece hanno qualche difficoltà, lo stesso Atletico Uri, quindi davvero questo girone di ritorno promette di modificare quella che era un po' la geografia dell'eccellenza sarda che si era disegnata nel girone d'andata, e quindi a maggior ragione questa partita dirà chi tra le due può veramente arrivare sino in fondo e magari, perché no, non soltanto da quinta ma puntare anche al terzo e forse anche al secondo posto, ripeto, perché a parte il Castiadas le altre hanno perso abbastanza punti. Tra l'altro questa è una giornata importante non solo per questa sfida, ma c'è anche un interessantissimo Castiadas Sorso che può dire tanto, che sono la prima e la seconda in classifica, quindi una giornata da seguire anche attraverso gli altri campi. Certo, diciamo che se il Castiadas vince anche col Sorso praticamente, non dico che ha chiuso il campionato, però dimostra proprio di non avere rivali, e allo stesso tempo, ripeto, una sconfitta del Sorso vorrebbe dire appunto che il secondo posto è raggiungibile da tutte quelle che sono oggi quinta, sesta e settima, comunque appaiate a pari punti con Torres e Muravera, quindi un campionato anche molto divertente, molto interessante. Il primo posto forse ormai è andato, perché il Castiadas di Sebastiano Pinna ha davvero una regolarità impressionante, non ha ceduto nulla. Però ci sono anche risultati strani, come ad esempio il Muravera che oggi sfida la Torres, ha perso con il Samassi in casa domenica scorsa 3-0, un risultato abbastanza clamoroso, ma abbiamo detto il Samassi è in salute. Sì, Samassi ha fatto in queste giornate di ritorno gli stessi punti del Castiadas, uno in più della Torres che ne ha fatto 10, 11 invece Castiadas e Samassi. Direi che proprio ci sono alcune squadre che stanno emergendo prepotentemente, che sono rimaste nascoste nel giro d'andata, un po' per problemi, la Torres sappiamo che ha cambiato molto, allenatore compreso, un po' per altri discorsi, e quindi sembra molto più equilibrato che non nel girone d'andata, dove davvero Castiadas, Stintino e Sorso sembrava che dovessero fare una corsa a tre a pariglia senza avversari, e invece così non è. E dunque seguiremo naturalmente non soltanto la gara di oggi che ci interessa molto da vicino, ma anche i risultati dagli altri campi per questo turno valido per la sesta di ritorno. Abbiamo detto 21esima giornata, le squadre stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo. Vi leggo nuovamente le formazioni. Muravera che scenderà in campo con Floris, Zugliani, Lampis, Massessi, Onano, Bruno, Suragi, Satta, Nieddu, Boi, El Kaji. Questi gli 11 scelti dal tecnico Oliveira. A disposizione Cogoni, Legname, Gueye, Diaz, Oliveira, Madeddu e Mura. La Torres scende in campo con Pinna, Casu, Spanu, Scioni, Minutolo, Chessa, Sarrizzu, Piga, Chelo, Spinola e Diouf. Abbiamo detto in fase di presentazione una novità rispetto all'11 di domenica scorsa: non c'è Roberto Merenda che è in panchina, al suo posto come centrale difensivo c'è Andrea Chessa, altro giocatore di sicuro affidamento. A disposizione di mister Tortora Secchi, abbiamo detto Merenda con numero 13, e poi De Palmas, Usai, Bianco, Virdis e Super, che ci sono ben 2000 nella panchina rossoblu, giocatori che fanno le fortune della nostra Juniores, che è balzata in testa alla classifica proprio nell'ultimo turno di campionato, un serbatoio importantissimo per la formazione rossoblu, e mister Tortora spesso fa esordire i suoi giovani
e dà questa possibilità soprattutto anche di assaggiare un po' il clima partita. Quest'oggi c'è il convocato Andrea Usaia, la sua seconda convocazione, sono diciamo ormai più rodati sia Bianco che Virdis, giocatori anch'essi però del 2000, quindi giovanissimi. Torres che oggi giocherà in tenuta bianca, completo blu per il Muravera. Squadre che si stanno sistemando. Torres che attaccherà da destra a sinistra, quindi verso la curva nord rispetto alla nostra postazione nel primo tempo. Dirigerà l'incontro il signor Michele Siro Ibba della sezione di Cagliari, il primo assistente Francesco Serusi di Oristano, il secondo assistente Michel Melis di Cagliari. Ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa del tecnico della nazionale Azeglio Vicini. Dunque rispettiamo il minuto di raccoglimento. Dunque ora si può dare avvio questa gara con 6 minuti di ritardo, sono le 15.06 il nostro cronometro. Fischi, perché sentite, sono naturalmente per il portiere del Muravera che va a sistemarsi proprio nella porta a ridosso della curva nord. Maurizio Floris è arrivato da poco nella formazione di Olivera perché va a sostituire l'infortunato Pioli, infortunio lungo per lui, è subito corsa di pari la formazione ospite e ha acquistato un giocatore di grande esperienza, Maurizio Floris, uno dei portieri importanti l'anno scorso in Serie D con il Tortolì, sicuramente giocatore che fa la differenza. Intanto sono partiti 15.06 al nostro cronometro e dal Tortolì è arrivato anche Marco Nieddu recentemente proprio nelle file del Muravera, altro giocatore di straordinaria carriera. Torres abbiamo detto che come unica differenza rispetto alla partita precedente giocherà appunto con Chessa centrale difensivo accanto a Minutolo, gli esterni sono Casu a destra e Spano a sinistra, in mezzo al campo Piga e Scioni. Vi ricordo c'è ancora da scontare una giornata di squalifica per Francesco Mannoni, quindi non sarà della gara Mannoni. Sugli esterni sulla destra abbiamo Buba Diouf, sulla sinistra Lionel Spinola, punta centrale Michele Chelo, a ridosso proprio di Chelo altro attaccante Sarrezzu, spostato dalla sua posizione consueta di esterno. E mister Tortora ha sperimentato questa formazione nella gara contro il Sorso di domenica scorsa, anche per far fronte all'assenza, abbiamo detto, di Mannoni. Entriamo in cronaca. Scioni in possesso del pallone, va a cercare Diouf, non lo trova, palla buttata in avanti dal giocatore del Muravera che arriva tra i piedi di Casu, che può servire Piga. Piga fa avanzare i suoi, avanza anche egli, viene subito attaccato però all'indietro, costretto per Chessa. Lancio di Chessa, indirizzo di Spinola, palla che termina però direttamente in fallo laterale. 2 minuti di gioco tra Torres Muravera 0-0, tanto Nieddu che dialoga con il compagno Andrea Satta, palla in avanti a cercare l'altissimo El Kaji, giocatore circa 2 metri. Tanto parte Sarrizzu, non riesce a controllare però sulla corsa, ancora pallone che termina in fallo laterale. Va il Muravera con Zugliani, uno degli under, classe 98, contrastato il numero 10 Boi, riesce a recuperare palla però ancora il Muravera, Nieddu che provava a servire ancora il compagno Suraji, l'esterno numero 7, servito nuovamente Suraji, questa volta però c'è Casu in anticipo a mettere il pallone in fallo laterale dall'altra parte. Subito andare indicazioni mister Tortora.
partita, abbiamo detto con il collega Giampiero Marras, sicuramente importantissima per entrambe le squadre. Ovviamente la Torres gioca tra le mura amiche, ha una chance ulteriore di proseguire nei risultati positivi dopo Stintino e Sorso. Lancio in avanti a cercare Chelo, viene anticipato Chelo però sui piedi di Diouf, il pallone che voleva ancora scaricare su Chelo, recupera palla però il Muravera, poi va Scioni a contrastare l'avversario in mezzo al campo, non c'è ammonizione per lui, è rimasto a terra El Agi, anzi no, si chiama Suraji, è il numero 7, l'Agi si avvicina ai pressi dell'area rossoblu, ci sarà un calcio di punizione che sarà battuto da Nieddu. Va Nieddu subito per la testa del suo altissimo attaccante, sbaglia però Minutolo perché poteva lasciare il pallone, invece serve involontariamente l'avversario, costretto a mettere in fallo laterale poi Chessa sull'attacco proprio di Suraji. Zona d'attacco, fallo laterale per il Muravera. Vi ricordo, gara d'andata terminò 0-0. Palla messa al mezzo, c'è il colpo di testa di Nieddu, palla che sorvola la traversa. Quando siamo al quarto minuto si adira moltissimo Tore Pinna. Quarto minuto, colpo di testa di Nieddu, palla che sfiorato la traversa sul controllo comunque di Tore Pinna. Si ricomincia con Carlo Piga che va a cercare Spinola, in anticipato però Spinola, ma il pallone termina tra i piedi di Spano, si libera di un avversario Spano e poi va nuovamente a servire Spinola, subito attaccato Spinola, riesce a servire Scioni, ancora Spinola all'indietro però per Casu, va a prendere posizione sulla sinistra Spinola e va a cercarlo nuovamente Minutolo con un lancio lungo, mette a terra benissimo Spinola, deve liberarsi del giovane avversario, serve poi sulla sinistra Spanu, va Spanu sul fondo, gli ruba il pallone però il giocatore del Muravera che può rinviare per Nieddu che però scivola, non riesce a far ripartire i suoi. Giuliani aveva il suo bel da fare con Spinola, il difensore esterno del Muravera, classe 98, tanto c'è un fallo in mezzo al campo, è andato prima a terra Scioni, non ha fischiato però questo fallo il direttore di gara, ma ha fischiato il secondo fallo su El Agi. Si rialza comunque Scioni sul problema per lui. 6 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Muravera. Alla battuta, questo calcio di punizione alla cerchia di centrocampo, formazione ospite, il pallone però che arriva direttamente tra le braccia di Tore Pinna, è stato Nano a battere, subito Pinna a cercare Chelo, in mezzo a 3 avversari, Chelo viene anticipato, fa ripartire i suoi, ma è tornato dal fuorigioco Nieddu, dunque la palla facile per Chessa che può servire alla sua sinistra Spano, ancora Chessa, alla sua destra per Casu, fa girare palla in fase difensiva la Torres, Minutolo scende a prendersi il pallone Piga che poi serve Spanu, va Spanu, liberarsi di 2 avversari, Spanu, Spinola, Sarrizzu subito circondato, gli rubano palla però che arriva ancora tra i piedi di Piga, ancora per Spanu, si gioca sempre sulla sinistra, Sarrizzu per Spanu, ancora Spinola, non riesce a tenere il controllo della sfera Spinola e poi commette fallo, calcio di punizione, provato a manovrare tutto di prima la Torres sull'out di sinistra proprio davanti alla panchina di Mister Tortora. Palla lunga ora va a saltare di testa a Minutolo ad anticipare El Kaji, a battaglia tra 2 torri, anche se il Kaji forse qualche centimetro in più ce l'ha, ma sarà proprio Minutolo a
badare al lungo numero 11. Intanto Chelo che prova a tenere palla, non ci riesce, però spazza via subito il Muravera. Ancora un lancio in avanti, c'è colpo di testa in anticipo del centrale difensivo. Attenzione al Muravera che parte ora sulla sinistra, servito Boi ancora per Suragi, mette in calcio d'angolo Casu. E dunque primo corner di questa gara. Ottavo minuto, corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Muravera, questa sesta di ritorno. Controllati a vista naturalmente sia Niedu sia El Kaji. Ancora si prepara per questo corner, battuto, palla dentro, attenzione, filtra, ma c'è Chessa a mettere fuori. Vediamo se riesce Diouf a tenere palla all'indietro per Casu che poi voleva lanciare in avanti Chelo, ma palla termina in fallo laterale. Ancora Muravera a disposizione di questa rimessa in gioco. Va Scioni benissimo a rubar palla su Ragi, parte Scioni sulla destra, serve Chelo per Diouf, va Diouf, ancora palla al piede, Diouf viene messo fuori in fallo laterale il pallone. Da Suragi, tornato in fase di copertura, esterno alto del Muravera. Ora è la Torres in zona d'attacco, Casu mette in gioco per Sarrizzu, ancora Casu, palla al centro, c'è in anticipo però il numero 6 Bruno, capitano della formazione ospite, il fallo su Chessa, calcio di punizione a favore della Torres sulla tre quarti. Non c'è lo specialista Francesco Mannoni, abbiamo detto che deve scontare il suo secondo turno di squalifica. Sul pallone ci sono Scioni e Spinola, quando è scoccato il 10° minuto nel corso del primo tempo. Vediamo cosa deciderà di fare la Torres. Un solo uomo in barriera. Vediamo se ci sarà uno schema, una conclusione. C'è uno schema con palla in avanti di Spinola a scavalcare tutti, ma è troppo lunga per Minutolo, che stava arrivando sul palo lungo, ma una frazione di secondo dopo. Provato a sorprendere la difesa del Muravera Spinola. Riparte formazione ospite con il capitano Bruno. Lancio lunghissimo a cercare Niedu, c'è in anticipo Chessa però di testa e va poi a prendere il pallone Piga, può servire Sarrizzu, va Sarrizzu in avanti per Chelo, un filino troppo lungo anche questo assist per vie centrali, ha provato la Torres qui con Sarrizzu che cercava Chelo, palla direttamente tra le mani di Floris. Ancora Piga, rubar palla bene in mezzo al campo, palla per Scioni, il lancio è per Spinola, ma c'è in anticipo Zugliani. Manovra il Muravera con Satta, mezzo al campo per Boi, sulla sinistra ora cercare la corsa di Lampis, Suragi ora va subito Scioni, contrasto, costretto a scaricare all'indietro su Boi, ancora per il numero 11 El Kaji che non chiude la triangolazione con Lampis, palla che termina in fallo laterale. 12 minuti, 0-0 tra Torres e Muravera. Minutolo cerca Chessa in avanti per Lio Spinola che vede e prova a servire Sarrizzu che ha fatto un bel taglio sulla sinistra ma non è riuscito ad arrivare questo pallone. Qua c'è un fallo di Scioni su Niedu che stava partendo pericolosamente, palla poco oltre la linea di metà campo. Dunque calcio di punizione a favore del Muravera, già battuto Massessi per Lampis, c'è l'anticipo quasi di Casu, vediamo il pallone però dovrebbe terminare fuori, sì, terminato fuori, anzi no, è rimasto in campo, è riuscito Suragi a
trovare un fallo laterale, sembrava destinato ad uscire quel pallone. Va Lampis per questo fallo laterale. Siamo dalla parte opposta della nostra tribuna, la palla filtra, ma c'è solissimo Minutolo che sbaglia però e serve involontariamente Niedu. C'è però fortunatamente Sarrizzu a rubar palla. Stare attento Minutolo su questi palloni. Tanto può partire Spinola, intanto va Spinola ancora, 3 avversari, il quarto riesce a rubargli palla, però ancora Torres che può andare a lottare sui palloni. Infatti c'è Scioni che apre sulla destra per Casu. Diouf assiste la Torres, Diouf per Chelo, viene anticipato però Chelo, ruba ancora palla però Chelo, scarica su Diouf, va Diouf, entra in area Diouf, attenzione, va giù, nulla da fare. Palla che termina poi in fallo laterale, ha cercato di superare un paio di avversari Diouf con la sua consueta velocità, rimasta a terra, giocatore rosso-blu. Ci è sembrato di vedere un tocco, ovviamente sullo slancio, Diouf è andato giù. Conquista un fallo laterale però la Torres, siamo al 14esimo, va Casu a servire ancora Diouf che nel frattempo si è alzato, si deve girare, Diouf serve Casu, palla dentro ma già facile la difesa delle Muravera, riapre, attenzione, ruba palla, qui c'è un fallo però giusto, lì Satta stava andando Piga a prendere palla, Satta è andato con la gamba alta, gioco pericoloso, calcio di punizione, si lamenta mister Oliveira per questo fischio del direttore di gara, il signor Ribba di Cagliari. Calcio di punizione per la Torres, questa è una buona posizione, distanza è notevole, 25 metri. Vediamo se ci sarà la potenza di Scioni o la tecnica di Spinola. Si è molto lamentato mister Oliveira di questo fischio. Sistema la barriera Maurizio Floris. Vediamo spinte anche sui giocatori rossoblu, viene spinto più volte Diouf. Si attende il fischio, spinto ancora Diouf. Va a riprendere i giocatori del Muravera il direttore di gara, che ovviamente non si possono usare le mani. Diouf è in barriera, fischia Ibba. Va Scioni alla battuta, palla non filtra, viene messa fuori, però c'è ancora Piga che può provarci con una conclusione proprio termina altissima. Prende gli applausi Piga, palla alta, provato Scioni a far filtrare con un raso terra. (16 minuti). Il tiro di Piga sugli sviluppi di questo calcio di punizione, battuto da Scioni. Manovra adesso il Muravera sulla sinistra ancora con Suraci, subito Scioni su di lui, deve scaricare all'indietro per Lampis, ancora all'indietro su Massessi che cerca Floris. Va il capitano Bruno a prendere il pallone, serve in mezzo e poi sbaglia però il Muravera, che serve volontariamente Piga sull'errore di Onano. Può andare Spinola sulla sinistra, Spinola palla dentro sul secondo palo e deve mettere in calcio d'angolo il difensore proprio Lampis del Muravera. 1-1, computo dei corner. 17 minuti, va Sarrizzu e sale Minutolo questo calcio d'angolo. Va Spinola a prendersi il pallone, si gira Spinola, palla dentro, ancora calcio d'angolo. Lo schema della Torres, non è riuscito però Spinola a far filtrare il pallone. Pronta la difesa di Muravera, ancora angolo, ancora Sarrizzu che ora alzerà probabilmente il pallone. Sì, palla dentro, è messa fuori. Vediamo chi sarà il primo ad arrivarci.
ci arriva Piga, subito per Spanu sulla sinistra, spazio Spanu, il cross ancora sul secondo palo, ma c'è l'altissimo El Kaji a mettere fuori, e poi Scioni per evitare guai sparacchia via, palla in fallo laterale, ha voluto evitare la ripartenza del Muravera. Scioni, partita vivace fin qui. 18 minuti, 0-0, Torres e Muravera. Minutolo di testa, servire Diouf, scombatte mezzo al campo, Diouf va giù, c'è fallo su di lui. Sarà calcio di punizione a favore della Torres. Sull'out di destra. Prepara Scioni la battuta. Scioni per Casu. Va ancora Casu, mettere palla dentro, ma è un pallone basso subito controllato dalla difesa. Minutolo che ci riprova con un assist per Chelo, anticipato però Chelo. Prova a ripartire il Muravera con un lancio lungo, va Chessa a saltare su Nieddu. Riesce però il Muravera a mettere palla a terra con Boi all'indietro per Lampis, che preferisce girarsi e servire in avanti. C'è benissimo Casu a intercettare la sfera, però il pallone termina ancora tra i piedi di Suraji. Sbaglia poi Suraji che ha servito Sarriz, sbaglia anche Sarriz, e poi Diouf che commette fallo su Boi. E adesso il calcio di punizione al 20° in favore del Muravera. Sulla tre quarti siamo sulla fascia sinistra, sotto la gradinata centrale. Pallone che sarà messo verosimilmente in area. Salgono tutti i giocatori del Muravera, attenzione, esce Pinna, ma il pallone è troppo lungo. Si lamentano i giocatori del Muravera per un tocco di mano di Scioni, che in due tempi ha mandato fuori, ma ha lasciato proseguire il direttore di gara. Qui Chelo ha perso palla su una spallata. Ancora un pallone lungo a cercare Nieddu, che fa un gesto tecnico bellissimo riuscendo a tenere in campo il pallone, ma poi non riesce il Muravera sul controllo proprio della Torres. Attenzione, ancora un lancio di Chessa per Spinola che fa una magia, parte Spinola sulla sinistra, due avversari su di lui, si libera anche del terzo, palla dentro, attenzione, Cerchiero si deve girare, palla respinta, ancora Torres con Scioni che può provare la conclusione, e la conclusione c'è la parata di Floris al 19°. Attento Floris, la conclusione non era angolatissima ma forte, si è dovuto distendere, ha parato a terra Floris. Bella l'azione di Spinola che è partito sulla sinistra, sono riusciti a fermarlo i giocatori del Muravera, palla al centro, e poi sul disimpegno difensivo arrivato dalla distanza Scioni, controllo e tiro. Raso terra basso alla sinistra di Floris, che non si è fatto sorprendere. Ora Muravera in avanti con Suraji, scarico all'indietro per Lampis, palla a cercare sempre il Kaji, ancora Torres però che riesce in qualche modo a rubar palla, e poi però Casu la perde. Ancora Suraji che si sa mettere al centro, però c'è benissimo Spanu a mettere fuori, può partire Spinola ma anticipato da Zugliani. Ancora Muravera che recupera palla con Boi, ancora Spanu però che strappa il pallone dai piedi di Satta. Sarrizzu per Scioni, lancio sempre sulla sinistra a cercare Chelo questa volta, Chelo, il rimpallo non lo favorisce, perde palla. Può ripartire il Muravera. Lampis preferisce giocare con Massessi e poi Bruno. Molto attente le difese, ermetiche fin qui.
Ancora capitano Bruno, servire per la testa di El Kaji, ma controlla abilmente Chessa, anche se gli dà qualche centimetro. El Kaji, fatto scorrere per Torrepinna. Può ripartire la Torres, qui sbaglia però Chessa, che voleva servire in avanti, ma viene intercettato il pallone, deve rincorrerlo. Attenzione Chessa che va giù, qua c'è fallo, ma lascia proseguire il direttore di gara. Qui invece sul fallo di Chessa c'è il fischio del signor Ibba. Deve allontanarsi il Kaji, trattenuto dai compagni, andava a lamentarsi per il fallo di Chessa, ma il lunghissimo numero 11 del Muravera. Tanto attenzione perché c'è un calcio di punizione da posizione pericolosissima. Sul pallone va Nieddu. Ci è sembrata una spinta ai danni di Chessa nel corpo a corpo, è andato giù Chessa, poi è andato giù El Kaji, probabilmente colpito proprio da Chessa cadendo. Seguiamo questo calcio di punizione, 24esimo intanto nel corso del primo tempo. Nieddu sul pallone, ci sono in barriera Diouf e Spinola, proprio sul lato corto dell'area, ci prova direttamente in porta Nieddu, ma la palla sorvola la traversa, nulla da fare. Ha provato Nieddu su punizione, subito di lancio di Torrepinna, cercare Chelo e Diouf, sono andati un po' a sandwich i due giocatori sull'avversario che poi è rimasto a terra. Calcio di punizione in favore del Muravera. Ancora gioco fermo. Gli dice di stare largo mister Tortora Diouf, che nell'occasione si era un po' accentrato, è andato a prendere un pallone su cui stava andando anche Chelo. Si è rialzato Onano. Può far riprendere il gioco il capitano Bruno per Lampis all'indietro per Massessi, palla in avanti a cercare ancora Suragi, anticipato però da Scioni. Fallo laterale a favore del Muravera, poco oltre la linea di metà campo, palla lunga, va a saltare in Minutolo ma non trova il pallone, c'è Casu però dietro, ancora in fallo laterale. Ancora Muravera, c'è l'anticipo però ottimo di Casu che però poi non trova Diouf, può ripartire il Muravera, va a combattere Sarrizzu a cercare palla, non la trova, ancora Suragi per il Kaji di tacco, serve il compagno Boi, non riesce però Boi sull'attacco di Piga, palla in avanti a cercare Chelo, ma controllano tre giocatori del Muravero, che il pallone termina tra le braccia di Floris. Va adesso Onano, ancora Onano alla sua sinistra per Lampis, c'è in anticipo Scioni, ottimamente Scioni può lanciare sulla destra Diouf, lo fa, va Diouf, pallone messo in fallo laterale, la rimessa in favore della Torres. Arriva Casu per la battuta, siamo in zona d'attacco proprio sotto la curva, palla per Sarrizzu, anticipato Sarrizzu ma c'è Diouf, va Diouf, prova a mettere dentro questo pallone ma la difesa del Muravera si salva, poi sbaglia Nieddu che per un attimo perde il controllo della sfera, Casu poi non riesce ad anticipare Suragi, ancora Casu però fischia il direttore di gara, vede un fallo del difensore rossoblu. Ventottesimo intanto, 0-0 tra Torres e Muravera, conquista palla la Torres, però poi Scioni non riesce a trovare Casu,
colpo di testa che si perde in fallo laterale. Stava tornando indietro Casu, non si sono intesi i due. Va Sarrizzu intanto a cercare di rubare palla a terra, ma la Torres la riconquista. Va Piga, che è un po' in tutte le zone del campo, adesso tutto spostato sulla destra, voleva servire Chelo, anticipato Chelo da Lampis, palla finta in fallo laterale. Va Casu, va indietro per Minutolo, controlla lo schieramento dei compagni Minutolo, serve Piga per Chessa subito per Spanu per Sarrizzu che mette giù, può andare Sarrizzu, si deve girare, lo fa ora Sarrizzu, si libera di Zuliani, va sul fondo, Sarrizzu entra in area, attenzione, palla dentro e deve mettere in calcio d'angolo Suragi, il terzo per la Torres. Azione adesso, spunto in velocità di Sarrizzu che ha messo il turbo sulla sinistra, è riuscito a mettere dentro. Va Spinola, calcio d'angolo, Spinola per Spanu, va Spanu per il cross in area, attenzione, c'è il colpo di testa del difensore del Muravera, poi ci prova Minutolo, la palla però rimane lì per Piga che deve uscire dall'area, all'indietro per Diouf prova sul secondo palo ma troppo lungo, palla termina direttamente fuori, voleva servire la corrente Chessa che ora deve correre per andare a riprendere la sua posizione al centro della difesa insieme a Minutolo. Ha provato la Torres qua, ottimo lo spunto di Sarrizzu alla mezz'ora. Ancora Torres però che ruba palla con Piga, fischia qua il direttore di gara, un fallo di Piga assolutamente involontario, stava cercando la sfera Carlo Piga, rimasta a terra Satta. Si rialza Satta, sarà calcio di punizione quando abbiamo detto scoccata la mezz'ora nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Muravera. Giornata soleggiata qui a Sassari dopo 2 giorni di piogge intense, sicuramente hanno reso un po' pesante il campo ma sembra in buone condizioni. Va Niedu ora, anticipato Niedu da Chessa, poi Scioni, riesce però il Muravera con il Kaji che scarica l'indietro per Suragi, ancora l'indietro per Lampis, palla lunga verso una zona dove non c'è nessuno però c'è Casu, lancio per Chelo, anticipato Chelo ma c'è Diouf, sta a terra Chelo, intanto si rialza ora, commette fallo, calcio di punizione a favore del Muravera. Torres che quando sembra voler accelerare riesce a creare diversi pericoli alla difesa del Muravera. Ci ha provato Spinola, ci ha provato Sarrizzu, va intanto a saltare di testa Chessa, recupera palla però Scioni che subito vuole rilanciare per Spinola, il pallone però è troppo lungo per lui, termina in fallo laterale. Va Zuliani alla rimessa laterale, cerca subito Elagi, va Scioni però rubagli benissimo, palla senza fallo, poi però la perde Spinola, arriva Sarrizzu, siamo ancora sul lato di sinistra, parte Sarrizzu, 2 giocatori su di lui, gli ruba la sfera il giocatore della maglia numero 5 Onano e poi commette fallo Sarrizzu. Calcio di punizione con Bruno pronto alla battuta, 32 minuti 0-0 tra Torres e Muravera. Palla lunga di Bruno, cercare Niedu, c'è Minutolo su di lui, poi 2 su El Kaji, attenzione, si combatte da terra, ancora Scioni e poi c'è il fallo di Scioni che qua si becca anche un cartellino giallo. Primo cartellino della gara per Scioni. Scioni che era diffidato, salterà la prossima sfida.
Fortunatamente ci sarà il rientro anche di Mannoni. Calcio di punizione intanto per il Muravera. Quando siamo al 33esimo, sul pallone c'è Onano. Tutti al limite dell'area i giocatori rossoblù. Va Onano. Pronti, arriva il fischio, va Onano, palla direttamente tra le braccia di Torrepinna che lancia a cercare Diouf, che è il più avanzato dei suoi, non riesce però Diouf sul contrasto di Suragi. Ancora Muravera che provava con un lancio per Niedo, c'è l'anticipo di Casu in fallo laterale. 0-0 tra Torres e Muravera. 34 minuti, corso del primo tempo. Nuova palla ancora Scioni, che però colpisce per ultimo la sfera e dunque sarà rimessa in favore del Muravera. Valampis, cercare Suragi, c'è sempre in anticipo Casu. Palla lunga a cercare la corsa di Chelo, c'è in anticipo però il giocatore della maglia numero 4 Massessi, che non vuole correre rischi, la butta in fallo laterale, può avanzare la Torres. Va Casu alla battuta. A cercare Chelo per Sarrizzu non riesce a tenere il controllo della sfera. Può ripartire il Muravera, però si ferma. Non ha fretta, intanto Spinola viene messo giù perché ha perso palla malamente Satti sul contrasto di Spinola, che viene placcato, viene proprio messo giù, un'azione di wrestling. Qua forse ci stava anche il cartellino. Sarà comunque calcio di punizione in favore della Torres. Sul pallone Spinola e Scioni, più o meno la stessa posizione di qualche minuto fa. Vediamo se riproverà lo schema formazione rossoblu o se ci sarà la conclusione. (36 minuti, 0-0). Pronti per questo calcio di punizione. Spinola sul pallone. Va Spinola per Sarrizzu, è uno schema, ma riesce la difesa del Muravera a fermare tutto. Ancora Torres però con Spanu che serve sulla sinistra per Spinola. Spinola di fronte a un avversario, va Spinola sul sinistro, il suo cross però è troppo lungo. Ci va però Piga, ancora Piga, contrastato Piga, riesce a liberarsi di un avversario e poi voleva servire Diouf, che però non capisce l'intenzione. Ruba palla ancora Chessa, però va Diouf subito in mezzo, palla però messa fuori. Attenzione, Torres un po' scoperta ora, riesce però a rubare palla ancora in mezzo al campo. La formazione rossoblu, Muravera è un po' timido in questa ripartenza, non ha voluto scoprirsi troppo, quindi può ripartire la Torres. Ancora Spinola che mette in mezzo un pallone, ma c'è Bruno a buttar fuori, è rimasto solo El Kaji in avanti. Ancora Piga per Diouf controlla, perde il pallone, vediamo però è calcio d'angolo sul contrasto di Suragi. Dunque ancora un'occasione, il quarto corner della gara. 37 minuti, corso del primo tempo, 0-0. Sul pallone Sarrizzu, tutti in aria a saltare Sarrizzu, però serve Spinola, ancora Spinola per Sarrizzu, però capisce tutto Onano, si porta però il pallone in fallo laterale. Va Casu, voleva tentare una triangolazione, formazione rosso-blu. Casu per Sarrizzu, due avversari su di lui e poi ancora pallone buttato in fallo laterale.
deve arretrare solo qualche metro la Torres, ma anzi no, perché il pallone è stato toccato dai rossoblù, dunque sarà rimessa in favore del Muravera. Va Lampis alla battuta, quando scocca il 38esimo, la battuta però direttamente sui piedi di Shoni, palla messa in fallo laterale dai Kaji. Casu all'indietro per Minutolo, deve aprire un po' il gioco la Torres, che sta giocando sempre sulla destra in questi ultimi frangenti. Il lancio di Minutolo a cercare Chelo, subito in fallo laterale il numero 4 Massessi. Ancora Casu cercava Shoni, non lo trova, può far ripartire il Muravera, arriva Diouf in fase di copertura e poi bravissimo Piga a mettere il pallone in fallo laterale, a impedire la ripartenza. Anche se ci sembra che il Muravera non abbia molta intenzione di scoprirsi, anche quando ha un po' di campo, un po' attendista la formazione di Olivera. Tanto Suragi gli ruba palla a Piga per Minutolo all'indietro per Torrepinna. Ancora Minutolo. Ora il giocatore più avanzato è Niedu per il Muravera. Tanto va Chessa alla sua destra per Casu, supera la linea metà campo e poi in avanti a cercare Sarrizzu, però è anticipato Sarrizzu, arriva Diouf, vediamo se sarà, no, non è calcio d'angolo, rimessa dal fondo. L'ultimo tocco è proprio di Diouf. 40esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Torres e Muravera. Una Torres che sta crescendo nel corso di questo primo tempo, dopo i primi minuti in cui il Muravera era apparso un po' più aggressivo. Adesso parte Suragi, intanto sulla sinistra, due avversari su di lui, Casu e Shoni, ruba palla a Casu, palla per Torrepinna che è solissimo in area, può servire poi Spanu, chiede palla a Spinola, gliela dà adesso Spanu, molto arretrato però Spinola, e fa ripartire i suoi Piga per Minutolo. Ancora Piga, scivola, poi riesce a recuperare per Chessa. Ancora Piga, ora sceglie il lancio Piga per Spinola, controllo non è perfetto di Zugliani che subito spazza via, ma serve involontariamente Spano. All'indietro ancora per Piga per Sarrizzu, può partire Sarrizzu, va in aria Sarrizzu, palla in mezzo, Chelo non controlla e poi va giù. Qua è trattenuto però Chelo, prosegue l'azione. Kaji, attenzione perché c'è ancora la Torres però che ruba palla, qui c'è un fallo su Chelo e c'è la munizione ai danni di Suragi. Secondo giallo della gara, quando siamo al 41esimo. Ancora uno spunto di Sarrizzu che è partito in area, servito poi in mezzo per Chelo, controllo non preciso. Azione proseguita e adesso calcio di punizione in favore dei rossoblù. Sul pallone è sempre Shoni e Spinola. A distanza notevolissima, ci sarà probabilmente proprio il lancio in aria, vediamo. La Spinola, ancora lo schema di prima, questa volta ci arriva però il portiere Flores a impedire il tocco di Minutolo. Prosegue l'azione, Diouf in mezzo, ancora Flores, la palla rimane lì. Pericolosa la Torres in questa occasione, è stato bravissimo Flores. Qua intanto c'è un giallo per Spinola su questo fallo in mezzo al campo. Qui è stato bravo Flores in uscita in questo calcio di punizione che aveva già tentato qualche minuto fa la Torres con il pallonetto sul secondo palo per Minutolo. La palla era più precisa ma Flores ha intuito, è dovuto uscire con i pugni. E poi sul proseguo la munizione per Spinola,
Calcio di punizione. Palla lunga a cercare il Cagi, non ci arriva, però la palla sfila, è bravissimo però Spano non farsi trarre in inganno, poi ha cercato il lancio per Chelo, il pallone però non è filtrato. Ancora Muravera con Boidi, mette nel fallo laterale Piga. Zero 0 tra Torres e Muravera. Quando siamo al 43esimo. Zuliani, ancora la testa di Spano che trova, attenzione, qua c'è fallo su Chelo di Bruno, gli è franato addosso, è rimasto a terra Chelo. Calcio di punizione a favore della Torres. Si rialza Chelo. Va sul pallone Piga. All'indietro per Chessa. Hanno scoccato il 44esimo, il lancio di Piga era per Sarrizzo, però interviene bene Spanu, ancora Spanu, limite dell'area Spanu per Diouf, preferisce non tirare, però ci prova Diouf e il pallone termina fuori su una deviazione, c'è calcio d'angolo, ha provato Diouf la conclusione, è stata una palla deviata che non è passata lontano dalla traversa di Floris, che ha potuto solo guardare. Quinto angolo della Torres. Va Sarrizzu. Palla dentro, deve uscire con i pugni Floris. Ancora Torres però. Si disturbano un po' Shoni e Diouf, e poi alla fine Shoni riesce a servire bene Casu, che è rimasto l'ultimo baluardo della difesa della Torres. Tornano adesso Minutolo e Chessa, parte Shoni per Sarrizzo, ora tutto a destra, voleva servire Diouf ma intuisce Lampis sul rilancio del terzino, c'è Minutolo. Muravera adesso tutto schierato nella propria metà campo, Chessa, Spanu per Chelo, ancora Spanu, non arriva la palla a Sarrizzo, però intercettata la sfera. Ora Nieddu, attenzione, Casu su di lui, scarica però Nieddu. Lancio in avanti a cercare il Cagi, lascia scorrere Minutolo, ma ci sarà un minuto intanto di recupero. Chessa. Ultimo minuto del primo tempo. Chessa per Spanu. Spanu sbaglia. Il lancio per Sarrizzo. Palla che termina in fallo laterale. Ultimi scampoli di questo primo tempo. 0-0 tra Torres e Muravera. Zuliani per la testa di El Cagi, in anticipo Spanu e poi Piga per Sarrizzu, per Shoni, manovra bene la Torres, manca però l'ultimo tocco, la palla ora termina tra le braccia di Floris, non c'era nessuno lì davanti. Parte Suragi, c'è Chelo in copertura, deve mettere all'indietro per Lampis per Massessi per Bruno, all'indietro per Floris, lascia scorrere il tempo il Muravera. Floris sul rilancio un po' sbilenco, c'è la testa di Piga, va Spinola, non è felice però nel rimpallo, finisce qui 0-0 dopo i primi 45 minuti tra Torres e Muravera. Ci sono state delle occasioni per i rossoblù dopo un avvio degli ospiti con il colpo di testa pericolosissimo di Nieddu. È arrivato poi una conclusione di Piga al 16esimo sugli sviluppi di una punizione di Sandro Shoni, ancora Sandro Shoni al 19esimo, una conclusione che ha impegnato Floris. Poi la punizione al 25esimo di Nieddu con palla alta sopra la traversa, quei due spunti interessanti di Sarrizzo in velocità sulla sinistra che hanno messo un po' in subbuglio la difesa ospite. E poi nel finale, 43esimo, il calcio di punizione di Spinola a cercare con uno schema Minutolo sul secondo palo, è stato bravo nell'occasione Maurizio Floris ad intervenire, a sbrogliare la matassa. Ci risentiamo dopo l'intervallo per secondo tempo di Torres Muravera. A tra poco.